Siamo in diretta, buonasera a tutti. Oggi pronti per commentare insieme a voi questo ennesimo incontro del campionato Under 17 regionale maschile. Gli ultimi controlli da parte dell'arbitro. Abbiamo perso qualche secondo, ma siamo perfettamente in orario. Oggi vedremo una partita sicuramente che potrà, senza nulla togliere al team calcio, confermare un po' quelle che sono le aspettative iniziali da parte della Fincantieri. Una squadra partita per competere, è lì zona playoff, ma occhio, team calcio che in classifica vuole anche raggiungere, quantomeno accorciare il gap tra i due. Oggi vedremo quindi in campo Fincantieri contro team calcio, una partita che ci prospetta veramente tante emozioni. Qui l'arbitro intento nel sorteggio, ricordiamo un pochino quelle che sono state anche le ultime battute finali delle scorse partite. Ricordiamo che intanto all'andata Fincantieri batté proprio Team Calcio per 2-1. Ora nel frattempo anche il saluto tra le panchine, sempre molto fair play questi ragazzi che ogni volta riescono sempre a insegnarci qualcosa. Fincantieri che tutto sommato quest'anno ha collezionato 11 vittorie, campionato degno di nota, siamo lì come classifica, siamo veramente a ridosso delle prime tre della classe. Qualche punto perso nell'ultima partita, specialmente contro per esempio il Bagheria, 5-2, una partita abbastanza rocambolesca. Solitamente Fincantieri si è dimostrata una squadra molto solida in difesa. Vedremo oggi come si comporterà. Calcio d'inizio sarà proprio per il team calcio, che ricordiamo 30 punti in classifica, solo 7 dal quinto posto occupato proprio dalla Fincantieri, quinto posto che vuol dire soprattutto playoff. E allora noi, aspettando il fischio dell'arbitro, ci concentriamo per questi primi secondi di gara, controllo ultimo del direttore di gara. E si parte allora subito col pallone giocato dagli ospiti, cercare un corridoio in avanti. Qui esce Di Maggio, oggi sarà lui a presenziare tra i pali. Ricordare ovviamente nella Fincantieri proprio Cristian Cirio con i suoi 8 gol. Oggi vedremo, giocherà dal primo minuto, proverà a dare sicuramente supporto offensivo, lui che si è sempre dimostrato pronto a ogni chiamata del mister. Qui occhio, il pallone è proprio per Cilio, che però è in fuorigioco. D'altro lato, per quanto riguarda il team Palermo, ricordiamo Mattia Perez che con i suoi 13 gol è stato il condottiero fin qui della sua squadra. Oggi addirittura in veste di capitano il numero 9. Vediamo un pochino cosa succederà quest'oggi. I cantieri con la divisa ufficiale blu e rossa, pantaloncino blu e maglia divisa in due. Occhio qui, allora è un po' confusionario, ma ne approfitta in qualche modo la ripartenza del calcio, che però viene chiusa molto bene. Qui un rinvio abbastanza elenco, allora recupera la difesa, ma solo inizialmente, fase un po' confusa della partita. E qui lancio un tiro un po' velleitario e termina rimessa dal fondo. Ci aspettiamo una partita veramente giocata su ritmi alti, entrambe le squadre hanno tutto e niente da perdere. E allora sarà proprio Di Maggio giocare il pallone con la sua consueta giocata dal basso. Pallone ottimo ancora una volta a cercare Scurato, che prova in qualche modo a stoppare questo pallone ma non ci riesce. E allora con buona guardia Catanzaro, un'altra delle stelle di questa Fincantieri, che fin qui sta facendo veramente un super campionato. Ancora a cercare Scurato, ma con buona guardia qui la difesa team calcio, che poi prova a imbastire questo contropiede
Oggi si gioca su un campo che è stato leggermente bagnato, per non dire quasi del nulla. È normale che si alzi un po' la sabbia. Primi 2 minuti, fasi molto confuse, un po'. Si gioca molto a centrocampo, con qualche lancio in avanti. Vedremo chi riuscirà a sbloccare la partita. Fin qui Fincantieri prova a portare tanti uomini su sopra la linea del centrocampo. Qui Catanzaro, ottima la sua giocata, il lancio dentro proprio a cercare Cilio. Il pallone diventa buono per Scurato che non riesce nel controllo. Poi il pallone è giocato lì, il tiro deviato, occhio il pallone, per un attimo diventa perfettamente preda per Cilio. Un lancio quasi carambolesco. Adesso proprio Tantillo a provare la conclusione. Oggi Tantillo, attenzione perché qui proprio Tantillo che va a chiudere, ma c'è il pallone che esce al di là, cioè rimessa laterale. Allora in favore della Fincantieri, diciamo Tantillo oggi provato sicuramente come esterno, vedremo come renderà. Il pallone proprio per cercare la testa di Catanzaro, e allora ancora il pallone calamita sempre nei piedi dei giocatori di incalcio, che fin qui stanno provando in tutti i modi ad arrivare all'ultimo passaggio. Ci sarà calcio d'angolo qui, l'ultimo tocco è proprio di uno dei difensori, è stato proprio Cazziano, e allora si andrà con il calcio d'angolo. I ragazzi in maglia verde sul primo palo, viene messo fuori, e allora poi provato il lancio a cercare una delle due punte, proprio Scurato. Qui poi termina dall'altro lato, ancora una volta a cercare proprio Scurato. Vediamo se cercherà i suoi compagni. No, prova in un dribbling un po' testa bassa, sicuramente poteva fare di più. Qui adesso Team Calcio prova a pulire questo pallone ma non riesce. È stato proprio Patrizio Antonino col numero 10. Allora il pallone è giocato sempre ancora da lui. E riparte ancora una volta la Fincantieri, il pallone dentro a cercare proprio Scurato. Poi Catanzaro, ancora lui cerca un pallone dentro, ci aveva provato proprio Scafidi. Un assist di prima sempre per Tantillo che non è riuscito a capire in questo caso. Allora si ripartirà dal rinvio dal fondo, affidato sempre a Cottone. Il lancio sempre in avanti a cercare una delle due punte. Qui poi col tacco ancora Tantillo prova a deliziarci. Ottima la giocata qui nello stretto ancora una volta della Fincantieri che prova in tutti i modi. Poi Cazziano non ci pensa due volte a mandare il pallone in rimessa laterale, ancora una volta Cazziano. E allora la rimessa laterale battuta in zona quasi out. E allora Cazziano proverà ancora una volta a rimettere il pallone in gioco, proprio a cercare Scurato. Poi il pallone non riesce ad andare in avanti, quindi ancora Preda. Controlla qui Perez ma non riesce. Allora l'arbitro assegna la rimessa laterale in favore della Fincantieri, era proprio lì dietro. Sarà proprio Cazziano a rimettere in gioco con le mani. Non è a cercare sempre il solito Catanzaro. E allora si ripartirà dai piedi del portiere. Lorenzo Di Maggio proverà. Vediamo. Si andrà direttamente a cercare una delle due punte. Infatti è così. Il pallone per Cilio che però si disinteressa del pallone. E allora il lancio diventa buona guardia ancora. Il tocco di prima diventa poi buono per Scurato che prova la giocata ancora di prima. Il lancio troppo frettoloso qui forse da parte di Scafidi che poteva sicuramente controllarla meglio. Sta facendo tante buone cose fin qui. E ora prova ancora una volta in calcio ma l'otto di destra c'è
sempre il solito Tantillo e il solito Graziano a chiudere. Qui il pallone ancora una volta diventa preda. Allora, sarà rimessa laterale proprio per team calcio. Ancora una volta guadagnano metri i ragazzi in maglia verde. Qui il colpo di testa un po' sbilenco e allora prova in qualche modo. Giochiamo, signore, giochiamo! 8 minuti di gioco. Pallone ancora una volta giocato sempre sull'outfield destro. Qui sarà adesso un rinvio, una rimessa laterale. Divertiamoci, dai! Allora Scurato lascia la battuta proprio a Tantillo che duetta ancora una volta qui Tantillo con Catanzaro. Tantillo prova la progressione, il pallone dentro era buono per Scurato, è stata brava qui la difesa a intercettare questo pallone e allora mette giù ottimamente ancora Mistretta questo pallone che qui poco coinvolto il lato sinistro. Ricordiamo per chi ci stesse cominciando a seguire proprio in questo istante, Team Calcio oggi in maglia verde, Fincantieri in completo rosso-blu che attacca da destra verso sinistra e qui ancora una volta ha provato la giocata a centrocampo difficile la Fincantieri che molte volte questi ragazzi sanno di avere i mezzi giusti ma capita di sbagliare qui ad esempio perché ottima la conclusione di Tantillo che dopo uno slalom prova il suo mancino. Conclusione che non va troppo lontano dai pali, ha comunque smanacciato Cottone. E allora si riprenderà da calcio d'angolo, sarà proprio Tantillo oggi molto ispirato. Rimane poco fuori l'aria Scafidi, c'è anche Mistretta che sale in aria. Al centro i soliti tre, Catanzaro, Scurato e Cilio a cercare di prendere questo pallone. Qui Cottone, ottimi tempi di uscita, il pallone protetto poi in rimessa laterale. E allora Scurato aggiusta per un attimo i calzettoni, lascia rimessa l'incarico della rimessa laterale proprio a Graziano. Si fa vedere zona difensiva proprio Scafidi ma non viene servito qui. E allora il pallone ancora per Catanzaro, Graziano, il suo tiro cross diventa buono per poi Calisti che prova la giocata nello stretto ancora, poi Catanzaro in mezzo a 3, addirittura in mezzo a 4. Ovviamente il mister l'avrà preparata anche conoscendo qui, non riesce poi Scafidi per un attimo, conoscendo dicevamo le qualità tecniche soprattutto di Catanzaro. Numero 10 non a caso, giocatore molto fisico, molto elegante nelle sue giocate. E allora qui il mister chiama proprio l'imbucata per Catanzaro ma il lancio diventa ancora una volta buono per Scurato che prova ma non riesce. Chiede un calcio di punizione per una trattenuta ma l'arbitro fa segno che si può continuare. Diciamo che il metodo di gioco è abbastanza piacevole. L'arbitro cerca di fischiare pochissimo e allora si ripartirà proprio con la rimessa laterale, incaricato Tantillo. Proverà la lunga gittata sicuramente verso il centro, cercare anche una sponda. Sono Catanzaro e Scurato lì. Il pallone proprio per Catanzaro che prova la sponda. Il tiro numero 11 Scurato arriva addirittura dall'altro lato dove c'è Viviano che prova ancora lui ad accendersi. Adesso Viviano il pallone dentro per Catanzaro che prova l'assist delizioso di prima a cercare proprio Cilio che fin qui si è visto poco, il bomber della squadra. 8 gol per lui oggi, titolare dal primo minuto. Vedremo se riuscirà, l'arma segreta, deciso molte partite subentrando anche dalla panchina. Vedremo se oggi dal primo minuto risponderà proprio alla chiamata del mister che crede molto in questi ragazzi. Gruppo molto coeso quello della Fincantieri, 11 vittorie di questo campionato e 5 pareggi mostrano appunto
come questa squadra sia potuta arrivare fin lì, zona playoff. Qui Viviano con l'esterno pennello, un pallone che diventa buono proprio per Scurato. Ancora Scurato che cerca di prendere il fondo, il pallone giocato all'indietro, poi ancora l'1-2 con Tantillo, ancora Scurato, il cross diventa buono per Catanzaro che poi non riesce, allora qui c'è un braccio leggermente troppo largo di Scafidi, sicuramente non volontario, A posto, Angi. è riuscito a scappare, vedere di calcio. Angi, a posto. Qui forse ho i limiti tecnici anche di Scafidi che in velocità ogni tanto pecca. Sicuramente la classe, il piede non manca per impostare, però quando incontri giocatori anche così veloci, così rapidi, qui Spina ha provato a saltarlo, è stato costretto al fallo e qui attenzione il cross e poi 2 volte la traversa, ancora Perez, poi ci prova ancora e c'è il gol, ma c'è fuori gioco secondo l'arbitro, ha segnato Cernigliaro e qui la difesa si è fatta trovare un pochino scoperta, il pallone è rocambolato poi addirittura sulla traversa, in calcio pericolosissimo, vicinissimo al gol. Qui ora primo avviso per la Fincantieri che sicuramente messaggio chiaro e tondo, non è venuta qui a passeggiare la squadra in maglia verde quest'oggi. Ora Scurato prova ancora, il pallone diventa buono per Catanzaro che poi inciampa sul pallone, ma in stretta allora pulisce questo pallone e guadagna. No, non c'è, il pallone non termina fuori, diventa ancora preda dei ragazzi del team calcio e qui il colpo di testa un pochino avventato, occhio al tiro che termina sull'esterno, Di Maggio con lo sguardo accompagna fuori. Quindi si ripartirà proprio dal rinvio dal fondo. Siamo già al 15° minuto della ripresa. Un terzo di gara se ne sta per andare del primo tempo. Decisamente più pericoloso team calcio sta facendo la partita. Un po' sottotono i ragazzi della Fincantieri qui. Giocata addirittura rallentata e allora Di Maggio va a lancio lungo a cercare proprio Scurato che ancora una volta si fa anticipare. Fin qui difesa veramente impeccabile da parte del team calcio che sta facendo veramente una gran partita. Occhio ancora Scurato, prova col tacco a servire il suo compagno e qui ora non deve cominciare a innervosirsi anche la Fincantieri, c'è ancora una partita. Qui la rimessa laterale, cercare proprio ancora guadagna metri, ma qui con esperienza Graziano guadagna una rimessa laterale. Allora Catanzaro di testa, il pallone poi in mezzo a 3 di squadra ancora una volta, fa buona guardia qui il centrocampo, attenzione perché poi è stata una gamba un po' alta, l'arbitro non poteva non sanzionare questo calcio di punizione, anche se forse il vantaggio poteva benissimo essere applicato. E allora vedremo se proverà ancora Spina che con il calcio di punizione di prima ha messo seriamente in difficoltà la difesa della Fincantieri. Vedremo se proverà la conclusione addirittura in porta. Si prepara col suo destro, solo 2 uomini in barriera per la Fincantieri e occhio il tiro cross, Catanzaro riesce e poi Viviano a spazzare il pallone ancora per Cilio che deve combattere lì in mezzo a 4, un po' isolato. Catanzaro non arriva perché non controlla bene il pallone e qui attenzione perché la giocata viene considerata attiva, non c'era fuori gioco e allora si riparte. O almeno prova qui la Fincantieri complicarsi un po' la vita. Ancora Scafidi con l'esterno, gran palla, non riesce ad arrivare però nei piedi. Allora Catanzaro ancora una volta cercato sempre lui a centrocampo. Qui Perez commette fallo, ha provato a fermarsi
non cattivo intervento qui su Mistretta, arbitro fa segno però che sarà calcio di punizione, per una affidato proprio a Mistretta che guadagna un po' di metri rispetto al punto originale di battuta. E allora vedremo come si organizzeranno con questo lancio in avanti a cercare proprio Cilio che cerca la sponda. Canti. Allora Occhio alla spizzata. il pallone ancora una volta giocato sempre sulla fascia. Qui Perez era partito ma l'arbitro fischia calcio di punizione prima della ripartenza. Prova a spiegarsi Perez chiedendo perché del fischio. L'arbitro semplicemente lo ignora. Sempre 0-0 quando ci avviciniamo al 20° minuto. Giornata abbastanza calda, anche se il cielo è un po' nuvoloso. Sicuramente molto meglio anche dei scorsi giorni, dove il freddo ha fatto anche la sua parte. Qui intanto si riparte con il cross dentro che viene allungato, allora Viviano prova a ripartire ancora, lui porta palla Viviano, cerca il pallone ancora, cercare proprio Cilio che salta il primo uomo, occhio Cilio che si accende, non riesce, qui il pallone termina il rinnesto dal fondo, ottimo il guizio di Cristian Cilio che però non è riuscito. E ora qui Fincantieri prova ad affacciarsi anche in avanti, ma un calcio veramente ben schierato in campo. Andrà Cottone nel rinvio dal fondo. Allora il rinvio diventa buona guardia per Scurato che prova il pallone dentro, ancora per Cilio che prova. Cottone è andato giù benissimo, grande intervento ancora una volta del portiere. Questa forse è paragonabile quasi all'azione che ha portato al gol annullato del team calcio, un'azione per parte decisiva, anche se fin qui è proprio team calcio a fare la partita. Occhio, il pallone è giocato bene a centrocampo, ancora una volta allargato sempre sulla fascia destra, ma fa buona guardia proprio Graziano che riesce addirittura a girarsi. Qui continua lui a cercare poi Tantillo che con la suola da futsal prova, ottima qui la giocata e c'è però calcio di punizione. Ottima la fase difensiva anche qui in questo caso della coppia proprio Tantillo Graziano, che sicuramente stanno dando veramente tanto, ma molto pericolosa ancora una volta team calcio con queste ripartenze. E allora si parte proprio con Mistretta che vedremo il suo lancio lungo, cercare proprio Scurato, la palla era ottima, Scurato poi qui spinto forse leggermente con la spalla. E allora si ripartirà con il rinvio ancora una volta a cercare una delle punte. Qui Viviano mette il rimessa laterale, si salva quindi da ogni tipo di pericolo. E allora occhio perché il pallone capita ancora una volta ai piedi di Perez che ci prova pure la seconda volta, la palla non termina nemmeno tanto lontana. Qui ancora una volta Di Maggio sicuro, senso della posizione molto buono qui del portiere che lascia uscire proprio il pallone. E allora rimessa dal fondo affidata proprio a Mistretta che andrà con il suo destro a cercare sempre uno dei centrocampisti e cercare anche la sponda. Qui il pallone ancora una volta però termina ai piedi dei ragazzi in calcio che provano ad alzare il pallone. Allora Cilio ancora una volta prova a fare ordine e metterla giù. Poi diventa buona ancora per Perez che si gira, spalla alla porta non più, poi forse con un fallo, ma l'arbitro decide che sia tutto regolare, tutto legale. Qui occhio perché è scappato, ottima qui la giocata in mezzo a cercare proprio Cilio, lo stop è buono, ancora Cilio in aria, ci prova un po' scordinato, arriva sul tiro ma Cottone in calcio d'angolo, ottimo lo stop, sicuramente poteva fare di più uno come Cristian Cilio, lui che ci ha abituato a grandi corse, a grandi agganci, grandi testi, scusate il gioco di parole. Si ripartirà allora
calcio d'angolo proprio oscurato a battere. Qui cross basso messo fuori dalla difesa, allora poi da ultimo uomo costretto a spazzare Leonardo che oggi presieda sulla fascia destra. E allora si ripartirà con il lancio di Cottone. Ancora Viviano di testa, però sbaglia il colpo di testa, manda molto all'indietro, è costretto proprio Leonardo a rincorrere, a lanciare rimessa laterale. Fin qui sulle seconde palle molto meglio Team Calcio. Arrivano sempre in anticipo i ragazzi in maglia verde, oggi abbastanza in forma tutti quanti, e qui cade Perez, ma per l'arbitro è tutto legale, lì davanti ha visto, e qui però è costretto a fischiare fallo di Catanzaro. Catanzaro che poi timide proteste, ma proprio il mister a dire di lasciar perdere. 0-0 sempre il risultato fin qui, ottima partita, divertente, sprazzi anche un po' di confusione, sicuramente molto combattuto al centrocampo, squadre molto strette, quindi difficile anche trovare varchi. E qui tiro cross niente male ancora una volta, palloni insidiosi tra difesa e portiere. E allora non è giocato nella terra di nessuno qui, fa buona guardia poi Tantillo che prova a cercare Cristian Cilio, ma ancora una volta costretto Mistretta a fare gli straordinari. Ancora adesso Catanzaro che prova un lancio, ma non si era capito che oscurato che ha provato. Lo scatto in avanti in ritardo, e allora Cottone andrà possibilmente al rinvio lungo di testa. Ancora una volta ci ha provato Gaziano, che è riuscito qui a cercare proprio Cristian Cilio. E allora il pallone giocato largo, adesso un po' di spazio anche per Team Calcio che prova a costruire. Occhio perché adesso però Scafidi prova il pallone dentro, ancora per Catanzaro che salta il suo uomo, ancora Catanzaro, il pallone dentro per Cilio che prova la giocata ma viene chiusa ancora una volta. E qui l'arbitro facendo che si ripartirà dal rinvio dal fondo. Non è d'accordo proprio Cilio, che era arrivato ad anticipare secondo lui il difensore. Sarà ancora una volta Spina a rimettere dal fondo. Pallone giocato in avanti. Qui Gaziano costretto a lanciare il rimessa laterale, il pallone si perde sul fondo. Allora sarà proprio Tantillo, omonimo, a rimettere in gioco con le mani il numero 2 di Team Calcio. Pallone in avanti a cercare una delle due punte. Qui Gaziano fa sentire il fisico, ottima qui la sua chiusura, tutto regolare. E allora il pallone ancora una volta rimesso in gioco dal portiere che lascia forse la battuta, no, vuole giocare dal basso, non è per Scafidi, è sempre una buona idea. E allora Gaziano in avanti a cercare proprio Tantillo che guadagna poi una rimessa laterale. Allora, un po' lezioso qui Gaziano, però diciamo che qui c'è una trattenuta ora ai danni proprio di Scurato. Catanzaro, il pallone giocato al centro, ancora una volta qui controllo un po' difficoltoso, allora Mistretta pulisce, allarga ancora una volta per Leonardo. Il pallone giocato sempre per Viviano, gioco di gambe, ma il pallone termina in rimessa laterale per l'arbitro. Allora si ripartirà ancora una volta rimessa laterale, allora di testa Viviano, poi Catanzaro, giocato largo, Cairolo Scurato che ottima qui la sponda ma non riesce perché c'è l'intercetto del difensore. Allora Gaziano ancora una volta
cercato Graziano, qui Mistretta non si capisce, Graziano si era fermato un attimo per un problema. Vedi che si è fatto. E no, è verde! Qui Graziano si ferma un attimo, si tocca È verde, sotto la Vito. coscia il muscolo. Diglielo che è verde. E allora si attende un attimo l'ingresso dello staff sanitario, rimane un attimo a terra, forse è stato nel modo di lanciare il pallone. Si è acutizzato un dolore, intanto si scaldano sulla panchina della Fincantieri, oggi molto corta. Ora comincia anche qualche raffica di vento ad alzare un po' di sabbia. Mentre in questo momento direzione la porta protetta proprio dal portiere della Fincantieri Di Maggio, quindi può essere anche un'arma in più da sfruttare, inerzia del vento, partita in calcio. Si rialza il numero 6 proprio Andrea Graziano, che qui ha provato di nuovo a rientrare, ma l'arbitro fa segno che sarà lui a dover decidere quando potrà rientrare. Allora Catanzaro restituisce il pallone ancora una volta tra i piedi di Cottone. Allora Spina prova a impostare lui la centrale. Il lancio lungo è ottimo, ancora una volta a cercare le due punte. Qui Graziano sembra essersi ripreso, subito l'intervento. Allora Scafidi prova a sfruttare i suoi centimetri. Ora la partita sembra anche essersi un po' accesa. Qui il pallone di Scafidi largo a cercare Viviano, uno strano giro. E allora Viviano colpito involontariamente, con termine rimessa laterale. Provano ancora una volta i ragazzi in maglia verde. Qui giocata al centro, diventa buono per la ripartenza. Ancora una volta Catanzaro, qui riesce a fare buona guardia da Scurato. Si continua, Scurato, è ottima la palla dentro per Cilio. Cilio con l'esterno, non è riuscito a chiudere il pallone. Dai! Grandissima occasione qui per la Fincantieri su un rimbalzo un po' fortuito. Controllo abbastanza agevole, poi quello di Cilio bastava semplicemente metterla in porta. Non è riuscito col suo killer instinct qui a centrare lo specchio dei pali. Ottimo anche il piazzamento del portiere, sicuramente vederlo già fuori ha messo un po' di ansia, magari quella che non deve avere sotto porta. Qui occhio perché Graziano è costretto a mettere una pezza. Allora Tantillo adesso prova a ripartire, tanto campo, le squadre ora si allungano e giustamente ne guadagnano lo spettacolo. Ottimo ancora Scurato, la chiusura di un attentissimo Spina che sicuramente oggi migliore in campo nei suoi. Ha provato Scurato con una giocata verso l'interno. E allora si ripartirà proprio con Tantillo, la sua battuta a cercare Catanzaro, che da lì può anche provare. Ha fatto bene a provarci qui, la palla addirittura termina rimessa laterale, ma c'era lo spazio. Uno come lui, quando arrivano questi palloni, non può che non pensare a una conclusione così. E allora si ripartirà proprio da rimessa laterale. 0-0 sempre il punteggio quando siamo al 31esimo minuto della ripresa. E allora il lancio ancora una volta in avanti, fa buona guardia il centrocampo della Fincantieri. Qui ancora una volta Scafidi che poi non riesce a controllare. Allora occhio il pallone dentro per Perez che prova Mistretta ancora una volta. Provato mano il Mistretta, chiudere, mettere una pezza, poi con l'aiuto di Viviano. Qui Catanzaro la sponda con Cilio, poi non riesce nel controllo del pallone. E allora ancora una volta si gioca ora in mezzo anche a un po' di polvere. Dobbiamo stare attenti anche i ragazzi in campo a non scivolare. Allora il pallone con la rimessa laterale proprio affidato ai ragazzi di Team Calcio che
riesce qui Leonardo a spazzare, allora Catanzaro prova ancora una volta con la sua classe a pulire questo pallone, ma né Cilio né Scurato riescono qui a poi è giocato dentro, ma Cilio e Scurato, dicevamo, riescono in questo momento a tenere palla, a tenere sulla squadra. Qui non sta rendendo tantissimo la doppia punta scelta dal mister. Attacco pesante quest'oggi. Il lancio diventa buono qui ancora una volta. E allora Scafidi, ottimo qui il suo controllo, la sua visione di gioco. Il pallone per Leonardo, che cerca il lancio, cercare di Viviano, il pallone che rimbalza male. E allora diventa buona guardia. Ancora una volta pressing alto che funziona da parte dei team calcio. Ovviamente non un pressing asfissiante, ma qui intanto si prosegue per il vantaggio. Occhio alla conclusione da centrocampo, qui ci aveva provato con il numero 7 proprio Aloisio. La conclusione termina fuori. Si ripartirà ancora una volta. È rimesso dal fondo. Tanti. Il pallone è giocato proprio per Tantillo. Eccolo qui ancora una volta, sfrutta lo scivolone, allora, ma il pallone poi diventa buona guardia ancora una volta del centrocampo in maglia verde. Ora si gioca molto anche sulle palle aeree. E allora prova a mettere ordine adesso Cilio, che apre splendidamente ancora una volta per Viviano. A campo Viviano prova a saltare il suo uomo, forse sbilanciato, ma ha proseguito la sua corsa, quindi l'arbitro non ha sanzionato nessun fallo. E qui mi stretta ancora una volta in anticipo anche lui, ottimi sui tempi. Occhio, perché poi il lancio ancora una volta la cercata di Catanzaro, che qui non è riuscito a controllare. Si gioca adesso a ritmi veramente alti, lancio da una parte e dall'altra, poi qui Tantillo prova con un colpo di testa a servire proprio il suo compagno, ma il pallone poi viene giocato ancora male dietro. E qui occhio, team calcio proprio la conclusione. Il pallone è giocato ancora una volta sulla fascia destra, cercare una delle punte. Occhio, perché non riesce adesso a uscire alla Fincantieri il tiro, non prende il giro che voleva. Ci ha provato proprio Barbuscia. Capitano Se ci credi la metti dentro, Barbo. in questo momento Se ci credi la metti dentro, Barbo. non è riuscito a dare il giro giusto al pallone. Ennesima grande occasione non sfruttata da parte di team calcio, quindi si rimane sempre sullo 0-0. Allora pallone ottima, qui la costruzione palla a terra, poi non è riuscito qui Gaziano, anzi Tantillo scusate, a cercare il suo compagno Leonardo. Allora guarda il pallone, guarda l'avversario, diventa buona guardia del portiere, poi prova subito il lancio lungo a cercare una delle due punte isolate, però baricentro della squadra molto basso. Qui calcio di punizione per una trattenuta proprio di Catanzaro, che prova a guadagnare qualche metro. Allora sarà Spina che cerca di convincere i suoi compagni, ma perde questo duello, quindi il calcio di punizione sarà affidato proprio al piede di Aloisio. Poi ci ripensa, allora andrà proprio Spina con il suo tiro su destro. E allora si ripartirà. La rimessa dal fondo qui. Ancora una volta Scafidi che prova a costruire sempre dal basso, qui in stretta, allora lascia scorrere il pallone per il portiere. Ancora Leonardo,
fondamentale qui Leonardo nelle sue chiusure fin qui. Allora Viviano prova a costruire molto bene qui, occhio, controllo con la mano, sfortunato qui, intercetta il numero 10 del team calcio. Allora subito Catanzaro chiamato alla giocata, ancora lui chiamato a mettersi sulle spalle la squadra. Ottima la palla qui infatti per Viviano che prova la giocata ma viene chiuso, il rimessa laterale. È stato proprio Stassi a chiuderlo qui. Allora ancora si rinnova il duello tra numeri 10. Ok, adesso prova a cercare una luce qui, il pallone dentro, è Scurato che la controlla ma non riesce. Ancora una volta Fincantieri vicinissimo anche qui al vantaggio. Cottone cade bene e dice di no. Qui più forse le colpe dell'attaccante davanti alla porta, non ha avuto la freddezza di calciare. Occhio perché qui per un attimo Perez innesca la corsa del suo compagno. Qui ancora una volta il pallone al centrocampo diventa buono per Viviano che prova a ricominciare ancora una volta da Leonardo. E allora Catanzaro adesso ci ha chiamato lui al centrocampo, pallone ancora una volta dato per Scafidi. Ancora Catanzaro prova la giocata, si gioca sempre il cerchio di centrocampo, buono il taglio dentro ancora una volta, la palla è buona, è tutto regolare e il gol di Scurato che leva un pochino i timori da questa partita. 1-0, risultato abbastanza, possiamo dire anche sorprendente per quanto visto. Era riuscito splendidamente il team calcio costruire grandi occasioni proprio contro una delle favorite di questo campionato. Tutta l'esperienza, il saper attendere anche di questi ragazzi che dopo un attimo di sbandamento hanno trovato la quadra. Da sottolineare anche il passaggio di Calisti che sicuramente ha trovato un taglio dentro molto difficile da vedere, forse pochi avrebbero visto quel taglio. A servire il suo compagno che adesso galvanizzato prova ancora una volta Catanzaro qui a cercare il passaggio e allora proprio Graziano protegge la rimessa dal fondo. 1-0 Fincantieri, quindi quando siamo proprio al 40esimo ci sarà un piccolo extra time sicuramente. Il mini infortunio, possiamo dire così, fortunatamente è tutto a posto per Tantillo. E allora Catanzaro prova a partire proprio lui, il pallone ancora una volta per Tantillo. Adesso squadre ancora lunghe, qui il pallone centrale diventa buona guardia e allora proprio Graziano prova a duettare qui Catanzaro che non riesce, poi il pallone ancora una volta a centrocampo bloccato e allora riparte in calcio. Ottimo qui lo stop col ginocchio ma Graziano in giornata no. Ancora una volta mette il freno su quella fascia a chiunque tenti di passare. Ora un po' sulle gambe i giocatori di team calcio che sicuramente hanno subito anche un po' psicologicamente forse il gol. E qui Viviano una palla splendida, ancora lui prova ad arrivare Tantillo sulla fascia. Qui Viviano un pallone giocato veramente col contagiri, non è riuscito per pochissimo da Catanzaro. Ancora lui il pallone giocato in avanti Viviano, allora raccoglie ancora una volta questo pallone. Il pallone dentro a cercare proprio Cilio che però non è scattato in tempo e allora Spina riesce a mettere il rimessa laterale, chiama all'ordine, adesso Spina anche i suoi compagni. Ripeto, il gol dell'1-0 sicuramente è una botta psicologica pesante per questa squadra che ha iniziato veramente bene la partita e stava dominando su varie zone del campo. Sicuramente anche l'esperienza qui della Fincantieri, dei ragazzi della Fincantieri, in questo momento con questo risultato
provano a cercare la 12ª vittoria in questo campionato, in cui molto equilibrato. Vediamo che in testa in questo momento proprio la Panormus, e qui c'è proprio Mistretta. Diciamo in testa la Panormus, che sembra fare un campionato a parte, ma dal secondo posto al quinto siamo veramente nel giro di pochi punti, siamo tutti lì, quindi la corsa è ancora aperta a qualsiasi scenario. Ovviamente ci auguriamo che anche oggi, sempre nei limiti del fair play, arrivi risultato per la Fincantieri, mantenere ancora costante il suo cammino. Salvo, Salvo, mettila giù la Joe. Sei solo. Ancora una volta a centrocampo, recupero da parte di Team Calcio, che prova ancora una volta la giocata. Catanzaro nello stretto, prova la giocata in mezzo a due, anche trattenuta ancora. Catanzaro riesce a dare in avanti questo pallone, che diventa buono ancora una volta per Tantillo, che non riesce a controllare bene, la palla rimbalza, poi si gira Tantillo, ancora il suo cross dentro a cercare proprio Viviano, e adesso prova in contropiede a ripartire ancora una volta Team Calcio, ma Lonardi qui fa buona guardia ancora una volta. Mastino dietro, caccia di tutti i palloni di Lonardi, poi sbaglia però la ripartenza, ma è ancora recupero difensivo, non ha paura di andare in scivolata qui, molto sicuro di sé. Sicuramente una delle fasi difensive migliori fin qui viste da parte della Fincantieri in questo primo tempo. Anche Mistretta e Gaziano stanno tenendo molto bene, stanno contenendo molto bene il numero 9 Perez, autore di 13 gol in campionato, sicuramente l'uomo più pericoloso qui di Team Calcio. Poi il pallone diventa buono ancora una volta Viviano, che non riesce nel tocco, allora Cilio, ottima la sponda qui ancora. Non riesce Cilio, qui rischia di scivolare, ma il pallone diventa buono ancora una volta, rimane a terra un giocatore del Team Calcio, che poi Leonardo va addirittura a soccorrere e rialzare. Qui grande gesto ancora di fair play da parte di Leonardo, che stringono anche la mano con Viviano. È stato lui forse l'autore di questo pseudo fallo, per l'arbitro tutto legale. Si riparte allora quando scocca in questo minuto il 45esimo, parte allora il recupero. Vediamo l'arbitro quando fischierà. Nel frattempo si continua a giocare, e allora il pallone ancora per Leonardo. Adesso sale la pressione efficace qui da parte di Team Calcio, che in qualche modo cerca di chiudere in avanti questo primo tempo. Cilio non riesce qui a rendersi ostacolante nei confronti del suo avversario. Il pallone è girato proprio per Viviano, che di prima cerca il solito lancio, cerca è proprio oscurato. Qui fa buona guardia Spina, che poi gioca col suo portiere Cottone, molto sicuro con i piedi. Allora Spina ancora, ottima qui l'uscita, ma termina così il primo tempo. Il risultato di 1-0, una partita molto corretta, un risultato ancora incerto, aperto a qualsiasi scenario. E allora noi sul risultato proprio di 1-0 andiamo anche noi in pausa. L'intervallo di Fincantieri Team Calcio.
nodo intrecciato da provare a sciogliere, quello di oggi tra Leonfortese e Cus Palermo, biancoverdi che cercano la seconda vittoria consecutiva in casa per allontanarsi il più possibile dalle zone buie della classifica. Chi vuole a tutti i costi riemergerne è invece il Cus, riballo che può diventare buono per il numero 11. Poi è sfortunato, allora Meta calcia da lontano di Salvo in 2 tempi mentre il periodo natalizio. Attenzione qui a Meta, ottimo lavoro dal numero 7 che poi calcia, simile alla conclusione di prima di Piuca. La palla è buona per Sheriff, punta Nuccio, ce l'ha sul destro, rientra, una finta ottima, calcia di punta, trova Melissano. Nuccio, ottima la sterzata, ce l'ha sul piede meno educato, palla buona per Meta, dentro da Lentini, lo stop è buono, Lentini calcia addosso a un avversario e poi arriva Di Salvo, si allarga tutto solo Sheriff, Mustacciolo va in porta, Melissano la blocca. Attenzione anche al mancino di Alessio Scozzari, va Mustacciolo, ancora Niang per Di Perna, centralmente a cercare Caputa, buona la giocata, Caputa si gira, va giù, tutto regolare, va da Lentini, sterza ancora, cross morbido sul secondo palo, cervello, arriva Nuccio, sto pallino indietro, dribbling, dentro, palla deviata, Parisi, disegna una traiettoria poco fuori all'aria Parisi, in 5 dentro, parte il cross morbido per la testa di Meta, tanto campo che il 2 decide di andare con il lancio lungo, cercare Caputa che salta il portiere, Caputa dentro, c'è una deviazione, c'è calcio d'angolo, battuta adesso Girgenti, si ferma, cross basso, calcio di rigore per la Leonfortese, fischia l'arbitro, parte Meta, parata di Salvo, battuto malissimo il calcio di rigore. Buona la palla per Nuccio ancora, che galoppa, diventerà il cross, lo fa partire, c'era l'idea, poi Danca si appoggia su Girgenti, gira il destro, a Girgenti, il cross è buono, non esce bene il portiere, calcio d'angolo, ma non c'è più tempo, è 0-0 il finale. Entusiasmo ritrovato in trasferta, adesso la continuità che può essere agevolata dal proprio pubblico per tornare in alto. Amici di Sportissimi, ciao da Salvo Geraci, benvenuti alla Santissima Trinità e Geraci Pro Falcone. Siamo nella 20ª giornata del girone B di promozione siciliana. Serio in mezzo, primo palo, il pallone scorre, c'è il gol da parte di Chiazzese che si è inserito e ha messo dentro il pallone dell'1-0 per il Geraci. Il pallone non finisce in fallo laterale perché viene recuperato di nuovo per un nuovo cross. Villar dalla distanza attraversa rete, c'è il gol, convalidato il gol a Villar, magia dell'argentino, un raddoppio del Geraci dopo 10 minuti. La squadra di Alici viene da 8 risultati consecutivi senza vittoria. C'è anche la capolista da affrontare. Nel frattempo l'Aspra sta perdendo 2-0, serio, rovesciata debole sul palo, la pressione serio in mezzo al campo, lancio lungo verso Marrone, lo va a disturbare Chiofalo, Marrone si accentra, calcia Marrone, 3-0 in 13 minuti. Geraci che esagera, il gol anche da parte di Mirko Marrone. Sale la Pro Falcone, pallone in mezzo, colpo di testa, Matteo Alessandro sulla traversa, occasione. Marrone dall'altro lato, Gonzales potente, ben fatta. Cross in mezzo, colpo di testa di Chiazzese, arriva dalle retrovie, Maisano
oltre l'incrocio, ma non è andato lontano nel centrare la porta. Serio recupera e fa correre il Geraci. Marrone, piccoli passi per Serio, ben fatte in due tempi. Invece il Geraci andrà a Sant'Agata di Militello contro il San Fratello. Serio, sinistra da fuori, ben fatta in angolo. Marrone contro Russo, la meglio calcia Marrone, pallone che finisce fuori. Terzo angolo consecutivo, Serio, ben fatta e mette dentro Chiazzese e in fuorigioco. Serio, cerchio di centrocampo, tanto spazio a disposizione, largo da Gonzales, ha davanti il portiere sul primo palo, Marrone! Il gol del 4-0 di Mirko Marrone, doppietta personale. Velardi si ferma, il campo è finito, rientra a superare Chiofalo, Velardi, ben fatta! Intanto la barriera del Geraci è composta da 5 giocatori, c'è la battuta sulla traversa di Bucolo, Petruzzi. Arbitro che ha il fischietto in bocca, manda le squadre negli spogliatoi, ufficiale il 4-0 del Geraci sulla Pro Falcone. Torniamo in diretta allora per questo inizio di secondo tempo. Siamo sempre sul risultato di 1-0. Grafica dovete vedere, Fincantieri in vantaggio. Il gol è proprio quello di Scurato che è riuscito a chiudere questo primo tempo in vantaggio per i suoi. Vedremo se Mister Di Fresco avrà caricato ancora di più i suoi ragazzi in questo intervallo, se avrà toccato anche le corde giuste, perché il risultato di 1-0 sicuramente è un risultato che lascia molti dubbi, specie una squadra come la Fincantieri che proverà fino alla fine a cercare di chiudere i conti. E allora si attende solo il fischio dell'arbitro che si è accertato della regolarità delle porte ancora una volta. Attendiamo solo il fischio iniziale. Non ci sono stati cambi in nessuna delle due squadre, quindi vedremo come partirà allora con questo schema iniziale. E allora c'è proprio il fischio adesso, il pallone giocato dalla Fincantieri. Qui diventa buono subito ancora una volta per Tantillo, che è costretto poi a lasciare il pallone rimesso dal fondo. Ha subito un messaggio chiaro e tondo da parte della Fincantieri, che è entrato con uno spirito diverso forse di come ha approcciato la partita
inizialmente non tanto soddisfatto il mister. Qui occhio, il pallone dentro ancora una volta per Scurato che prova, e poi Cilio davanti la porta. Cristian Cilio fa 2-0. Era proprio quello che stavo per dire. Sicuramente mister Di Fresca avrà toccato le corde giuste. Il risultato di 2-0 quando siamo neanche passato il primo minuto di gioco. E qui Cristian Cilio non poteva mancare all'appello. Mister l'ha messo tutto dal primo, la risposta è arrivata. Entrambe le punte oggi sottoporta veramente bene. Qui ancora Cilio prova la giocata a far scorrere il pallone, ma termina ancora una volta, è rimessa dal fondo. Ci ha provato con la super giocata. Allora sarà proprio Spina a rimettere il pallone in gioco. Lancio lungo per cercare ancora una volta la fascia di competenza di Graziano Tantillo. Difficile oggi lì passare, molto denso sulla fascia, due giocatori molto di sostanza, Graziano e Tantillo. Qui Graziano, ottima la giocata di Scurato nello stretto, ma c'è anche l'ottima chiusura difensiva. 2-0 inaspettato per quanto visto questa partita, ma sicuramente il cinismo sotto porta qui è stato anche ricompensato. E allora sarà proprio ancora una volta Tantillo a battere con le mani proprio per Catanzaro, che ora cerca di amministrare, apre molto bene il gioco ancora una volta. Adesso la Fincantieri, la palla diventa buona per Viviano sulla fascia, prova ancora giocata adesso sicuramente sul risultato di 2-0 c'era anche un po' più di tranquillità mentale. Dai, Sassi! Qui allora Viviano chiede e ottiene la rimessa laterale. Ancora Cilio, il pallone è giocato poi largo, centrale, ancora Scafidi che non riesce ad agganciare qui questo pallone, poi non riesce nemmeno nella giocata per chiusura. E qui Tantillo ancora una volta, molto bene qui lo scambio, ancora Tantillo, chiuso sempre da un ottimo Spina. A Scafidi lascia l'incarico ancora una volta, sempre per tutto fare sulla fascia sinistra, proprio Tantillo, che cercherà un pallone sicuramente in mezzo. E qui infatti diventa buona la sponda proprio per Cilio, che con la spalla troppo cattivo in questo caso. Sempre 2-0, allora si riparte. Il pallone è giocato ancora una volta in avanti a cercare proprio Perez, che qui prova a metterla giù e girarsi, ancora lui, ma Graziano prova in un primo momento a chiuderlo e poi ha ragione anche la seconda volta. E allora prova a ripartire in qualche modo in contropiede. E qui ottima la giocata adesso nello stretto, ancora una volta da Fincantieri, il pallone è giocato largo per Viviano che prova a far continuare la corsa di Tantillo. Qui Viviano ancora insiste, continua, ma sono troppe le maglie verdi. Allora si apre ancora una volta il campo. Sicuramente è partita molto piacevole quest'oggi, le squadre che ci stanno facendo veramente divertire nonostante il risultato. Qui poi rimane a terra un giocatore da Fincantieri. Con il gol di oggi Cristian Cilio si porta a quota 9 in campionato, sempre più leader offensivo di questa squadra, un giocatore a cui il mister può difficilmente dire di no. Anche i compagni lo cercano tantissimo, giocano molto per lui. E allora il pallone ancora una volta giocato lì, ma viene restituito poi. Un attimo di confusione. Allora qui Viviano nel suo intercetto ancora una volta pronto, molto versatile, molto utile, anche
giocatore come Viviano oggi con il numero 7 che prende posizione sulla fascia destra. Occhio qui, ancora una volta il pallone ora giocato, prova ad alzarsi col suo baricentro, sono 4 uomini offensivi, addirittura il pallone a cercare Perez. Allora Cilio prova a metterla giù molto bene qui, poi costretto in mezzo a 3 a chiudersi. E allora ottimo ancora una volta la triangolazione qui, ma Leonardo dice di no. Allora Cilio, il pallone ancora per Viviano che di prima lancia a cercare Scurato, che prova ad attaccare la seconda palla e costringe Spina, un rinvio abbastanza fortunoso che trova solo inizialmente il suo compagno. Allora Graziano, pallone dentro per Catanzaro, ora a ritmi molto più alti, ancora Catanzaro, prova la finezza e la trova, il pallone dentro per Graziano che cerca Cilio, che non calcola bene qui il pallone, la traiettoria. E allora occhio Viviano che prova ancora lui, può andare dentro, il pallone poi troppo lungo a cercare Cilio. Ha cercato forse la giocata più difficile, uno che comunque nelle sue corde ha anche queste giocate. Sicuramente quando si tratta di mantenere nervi saldi e sangue freddo, Viviano ci ha abituato a grandi prestazioni anche nella scelta dell'assist. E là, si ripartirà ancora con Graziano che cerca in avanti una sponda proprio il suo compagno Scurato. Pallone termina poi in rimessa laterale in favore forse della Fincantieri, vedremo. Sì, della Fincantieri, non c'è stato alcun tocco da parte proprio di Scurato. E allora si ripartirà ancora con Graziano con le mani a cercare sempre il suo compagno lì davanti. Catanzaro prova di prima ma non trova nessuno. E allora adesso sarà Tantillo, cambio la rimessa laterale affidata proprio a Vittorio Tantillo, che cerca ancora una volta uno dei compagni in avanti. Ha cercato Cilio ancora una volta, una giocata che provano spesso, quella di appoggiarsi su uno dei due giganti là davanti, e qui Cilio per un attimo con la faccia, poi il pallone torna ancora una volta nei piedi dei giocatori del team calcio, che adesso provano a imbastire un'ottima occasione, ma qui Leonardo dice di no e guadagna la rimessa laterale. No, l'arbitro dice che c'è stato l'ultimo tocco il suo. Qui Leonardo ha fatto un'ottima chiusura ancora una volta. E allora Viviano prova a prolungare, a cercare Cilio che torna, riconquista anche questo pallone. Pallone è giocato proprio per Catanzaro che mette giù e con l'esterno apre una palla geniale ancora una volta a cercare il solito Tantillo sulla fascia. Pallone l'1-2 che si chiude, occhio ancora Tantillo, ma quasi un replay della sezione di poco fa. Ancora una volta Spina, solido difensivamente, forse il migliore fin qui della sua squadra. Qui chiama anche alla carica anche i suoi compagni, sicuramente un trascinatore per questa squadra, un giocatore come Spina. Allora il pallone ancora una volta giocato lì dove non c'è però nessuno, ma guadagna di nuovo la rimessa laterale, si gioca proprio in un fazzoletto di campo. Allora il pallone per Catanzaro che prova di prima a cercare proprio la giocata. Incredibile, il gol al volo, è stato proprio col numero 7 Viviano a chiudere questo. Non c'è fuorigioco secondo l'arbitro, il gol è regolarissimo. Ho trovato una giocata pazzesca a chiudere sull'esterno, e qui anche un balletto abbastanza simpatico quando siamo sul risultato di 3-0. Un pallone sicuramente innocuo diventa velenosissimo, traiettoria sicuramente ha ingannato anche il difensore centrale. E allora si riparte sul risultato di 3-0 quando siamo quasi a 5 minuti dal 60esimo dall'area di gioco. Intanto qui in calcio con 2 cambi, anzi 3. Vediamo chi esce, vediamo soprattutto chi entra. C'è un attimo l'arbitro per il riconoscimento.
Entra proprio Ferrara che prova a prendere campo sulla fascia sinistra in questo caso. Vediamo che per chi ci sta seguendo anche in questo momento in calcio attaccato a destra verso sinistra in maglia verde, pantaloncino nero, calzettoni neri. Qui occhio, diciamo invece completo del portiere interamente giallo evidenziatore. Adesso provano qui a investire anche con i neoentrati, a dare una scossa al risultato per una squadra che comunque non ha giocato per nulla una partita malvagia. Anzi, onore a questi ragazzi che comunque hanno fatto la partita per quasi 45 minuti. Poi anche la classe, la superiorità, la fame nel cercare il gol ha portato sicuramente il risultato in salita per questa squadra. Sfortunati anche nel primo tempo, potevano passare benissimo in vantaggio, sicuramente avremmo assistito a un'altra partita. E allora qui si ripartirà con rimessa laterale proprio di Leonardo che cerca Viviano, il pallone è spizzato in avanti da Cirio e qui Scafidi per un attimo. Allora Catanzaro con la punta ancora per Leonardo che cerca la giocata ottima qui per Cirio che va in un pressing isolato ma funziona. Allora il pallone ancora per Viviano che non riesce a stoppare, poi sì, ancora Viviano, si gira il pallone dentro, occhio perché sono in due Catanzaro, ostacolando forse da Cilio. Qui non si sono capiti. Ottima la giocata di Viviano che ha cercato ancora una volta un assist, sarà calcio d'angolo. Qui il portiere non è riuscito a tenerla dentro e allora molto blandamente andrà rimessa calcio d'angolo dalla bandierina proprio Vittorio Tantillo. Manca solo di andare un po' in porta per aver fatto veramente oggi tutto. Sicuramente un 8 in pagella meritatissimo per il giocatore, tutto fare sulla fascia. Qui forse il primo errore la sua partita, questo cross sbagliato sul primo palo, torna subito in posizione. Allora vedremo come si riorganizzerà adesso Team Calcio sul risultato di 3-0. Non riesce adesso in questo momento ad uscire, fa buona presenza sul campo proprio Viviano che due volte qui non riesce, forse sbilanciato dal suo avversario. L'arbitro era lì davanti, vede tutto. Il mister chiede proprio il pressing. Allora va Cirio a proteggere il suo avversario, il pallone dentro, Mistretta ancora una volta. Attenzione perché adesso il pallone diventa buono qui, Scurato prova a girarsi, ancora una volta il pallone dentro, Catanzaro, vediamo se prova la giocata, prova il pallone dentro e poi fa buona guardia ancora una volta al centrocampo in maglia verde, prova a ripartire il pallone per Perez ancora una volta. Attenzione perché adesso prova lui a cercare un suggerimento offensivo qui. Allora c'è la parata sicura, protetto dai suoi difensori di Lorenzo Di Maggio. Poi gioca un pochino col cronometro, qui cade ma il pallone è dentro l'area di rigore. L'arbitro un po' coperto ma sicuramente dalla nostra visuale possiamo ben dire che il pallone eravamo sulla linea dentro. Arbitro, è fuori la palla, vedi. E allora ancora una volta il lancio qui, cercare una delle punte ma è ancora Graziano a proteggere ancora una volta questo pallone. Ora comincia anche ad alzare il baricentro in questo secondo tempo proprio la squadra ospite Team Calcio. Siamo esattamente al 60° minuto e allora ancora una volta si combatte il centrocampo, sono tante le maglie verdi, recuperano un ottimo pallone, il pallone è ancora per Perez che prova la giocata, qui in qualche modo arriva verso Viviano che prova un cambio gioco, il pallone forse poteva essere giocato prima, ha cercato un attimo lo smarcamento dei compagni. Allora il pallone per Cirio ma c'è
fuori gioco di rientro, anche Cilio se ne era accorto, non protesta, sa di essere in fuorigioco. E allora esce proprio Cristian Cilio, lui che ha aperto le danze nel secondo tempo con il numero 9, un cambio un po' inaspettato per quanto visto, dato il suo grande apporto anche difensivo nei suoi ripiegamenti. Entra sicuramente Scriventi Giuseppe, infatti con il numero 13 entra proprio lui. E allora Cilio si accomoda in panchina. Ottima qui la sua prestazione, sicuramente un gol che corona tante cose buone viste oggi. Adesso prova proprio subito Scriventi a cercare il pallone largo ancora per un infinito Tantillo che si fa trovare sempre pronto quando chiamato in causa, anche qui ancora una volta. E allora il pallone viene per un attimo controllato qui i giocatori del team calcio, che però non riescono a verticalizzare subito e quindi guadagnano fortunatamente una rimessa laterale. Passata l'ora di gioco, risultato sempre di 3-0. Risultato un po' bugiardo quanto giusto allo stesso tempo. Questo secondo tempo sono entrati sicuramente i ragazzi di Mister Di Fresco con una fame agonistica in più, quella che forse nel primo tempo era mancata, ma lo sappiamo che squadra come la Fincantieri è abituata a guardare tutta la partita, cercare anche di studiare gli avversari che oggi sono venuti qui sicuramente non a fare la solita gitarella, scesi molto bene in campo, ordinati e stretti. Anche qui in questo secondo tempo possiamo vedere come salgono molto bene con le linee, ordinati, sfortunati forse solamente nella fase offensiva. Primo tempo 2-3 chance con un gol in fuorigioco molto sospetto, poteva sicuramente cambiare il corso di questa partita. Non a caso sono lì in classifica a soli 6 punti dalla zona playoff, occupata proprio al quinto posto dalla Fincantieri, quindi potevamo considerarlo anche uno scontro diretto. In questo momento Fincantieri in vantaggio per 3-0, allungherebbe su più 9 all'ora tutto in calcio, costretta ancora una volta a inseguire anche se il campionato è ancora lungo. E allora il pallone lasciato lì proprio per Catanzaro, che prova lo scambio con l'entrato Scriventi. Ancora Catanzaro prova lui la giocata in mezzo a due, pallone che rimane bloccato lì, riesce a liberare la difesa, allora prova anche a ripartire in calcio. Qui ora un po' di fretta nei ragazzi in maglia verde, attenzione perché adesso sono 2 contro 1 e qui Scurato sicuramente poteva fare molto di più. Sicuramente poteva metterla giù e cercare anche il gol facile con il suo compagno Viviano accanto. Provato uno stop difficile, sicuramente anche contro il sole il modo di guardare il pallone. E qui Leonardo ancora una volta fa sentire la sua, si ripartirà sempre dal rinvio dal fondo dal portiere con le mani in questo caso, che cercherà proprio il lancio lungo ancora una volta, cercare proprio lo stop ottimo qui da parte di Perez e poi Gaziano, Tantillo, sempre loro a combinare su quella fascia. E allora Viviano adesso un po' di spazio, prova a prendersi tutta la corsia, il pallone è giocato dentro e diventa buono proprio per Scurato, ma Spina ancora una volta quando è presente nega il gol del 4-0. Riprova a farla scorrere, allora c'è rimessa laterale in favore dei ragazzi in maglia verde. Non è riuscito Viviano a tenere il pallone dentro.
Allora, il pallone in avanti ancora una volta giocato a mistretta. Ancora prova il lancio in avanti a spizzarla qui Catanzaro poi. E allora ancora una volta mistretta, poi allarga tutto sempre per Catanzaro. Molto cercato qui, la mette giù con uno stop molto difficile, ma uno come lui sicuramente fa sembrare tutto più facile. E allora Catanzaro prova a recuperare il pallone e qui riesce a guadagnarsi anche calcio d'angolo. Si arrabbia con se stesso Spina, sicuramente non soddisfatto della prova oggi anche da parte dei suoi compagni, che non stanno rendendo come forse lui avrebbe voluto. Sicuramente 2 gol nei primi minuti sono una bella botta psicologica per questi ragazzi che fin qui hanno fatto veramente una grande partita. E occhio, il pallone è giocato con l'esterno ancora Scafidi, ci ha provato 2 volte, il pallone termina però in rimessa dal fondo, no, c'è stato un tocco, una deviazione, allora si ripartirà da calcio d'angolo, sarà proprio oscurato a mettere dentro il pallone col suo cross a entrare sul primo palo. Sempre Spina a fare buona guardia qui, occhio perché Viviano poteva anche provare al volo, ma decide di far scorrere questo pallone. E allora riparte ancora una volta Perez, ma c'è un ottimo Gaziano. E qui il pallone è giocato ancora una volta Gaziano, che cerca un pallone nel nulla. Allora costretta ad allargare il pallone. Allora c'è ancora Leonardo che prova, suggerimento per Viviano che la fa scorrere molto bene il pallone in avanti a cercare l'oscurato, entra dentro l'area anche Viviano, qui Scurato non riesce a tenere questo pallone, un po' stanco forse anche lui, speso veramente tanto nel primo tempo, hanno combattuto sia lui che Cilio su ogni pallone. E allora il pallone di testa colpito ancora una volta da Scafidi, che prova a prolungare col tacco ma nella zona di nessuno. E allora riparte ancora una volta team calcio, molto ordinati qui nelle posizioni, il pallone in avanti è ottimo, cercare proprio uno dei giocatori più offensivi qui, Perez, che prova anche la giocata ma c'è una trattenuta da parte di Leonardo, proprio lui. Fatto capire che prima di arrivare quantomeno al limite deve affrontare lui. Qui non se l'è sentita l'arbitro di estrarre il cartellino su richiesta anche dello stesso Perez. Allora si avvicina a Spina ma c'è Perez sul pallone, vediamo se proverà proprio Mattia Perez, lui il bomber della squadra con i suoi 13 gol. Vediamo se cercherà la conclusione dentro o cercherà qualche suo compagno. Posiziona la barriera, in questo momento 3 giocatori in barriera, il pallone è raso terra, forse era uno schema, non si sono capiti qua con i suoi compagni. Allora Di Maggio, questo secondo tempo, possiamo dire anche spettatore non pagante, trova il primo pallone, raccoglie il primo pallone, quindi rilancio lungo ancora una volta, cerca Scrimenti ma molto attenta qui la difesa del team calcio, che sicuramente a centrocampo sta giocando molto bene, fa molta presenza, ma è ottimo anche il giro palla. Qui forse aveva parato un po' troppo perché adesso perde palla proprio su una combinazione. Tantillo che ha speso veramente tanto, ci può stare una leggera deflessione nel suo andamento tutta la partita. Pallone giocato proprio ancora per Perez, che prova la girata di prima. Allora, adesso cominciano gli squilli da parte di Incalcio. Qui Viviano, ottima la sua giocata a rientrare, a cercare Scrimenti, poi anticipata ancora una volta ma adesso sono in 2. Allora Viviano la tiene in campo ma regala il pallone per Perez, ancora lui che prova a giocare in centro, non ha seguito il suo compagno al taglio.
Ha fatto un ottimo movimento qui Perez, il pallone era anche geniale. E allora chiede di salire ai suoi. Portiere della Fincantieri. Qui Catanzaro riesce a prendere questo pallone, poi suolo esterno non riesce a imbucare. E allora ancora una volta Scafidi. E lui il primo muro che va a contrastare le possibili ripartenze. Ancora una volta Graziano con le mani. Allora Catanzaro la mette giù. Qui Graziano prova un cambio di gioco a cercare Scriventi, ma fa buona guardia proprio Stassi, che poi cerca il pallone, ma Viviano ancora una volta prova adesso Fincantieri a costruire sulla fascia destra, ma c'è rimessa laterale qui proprio Stassi. Allora il pallone giocato in avanti ancora per Perez, l'1-2 che si chiude. Allora ancora una volta Pirrone prova la giocata larga, adesso tanti spazi, comincia di nuovo il canovaccio quasi tutto il primo tempo di un team calcio che ha dominato su molti settori del campo, da punti di vista diversi, ma sicuramente meno cinico rispetto a quella che è la Fincantieri. Qui proprio Graziano con le mani. E allora prova ancora una volta Perez, adesso cerca un ottimo pallone all'indietro, ancora una volta per Stassi, adesso prova a riorganizzarsi di nuovo in campo, ancora una volta qui in calcio. Allora Stassi il suo lancio sempre a cercare una delle due punte, poi ha provato ancora Patrizio che cerca il pallone largo sempre per Aloisio, il pallone giocato dentro ma esce, fa buona guardia ancora una volta Di Maggio, lascia scorrere il rimesso dal fondo. Sarà proprio lui a battere nel frattempo che qui intanto Viviano prova a chiamare anche i suoi compagni. La partita è ancora lunga, siamo al 73esimo minuto in questo momento. Il pallone giocato qui da Patrizio, allora cerca ancora una volta Pirrone, il lancio in avanti, allora ancora Patrizio prova ma non riesce, allora Scafidi, il pallone è giocato sempre sulla fascia nei piedi di Tantillo, il pallone è ancora giocato lì, prova, giocata forse un po' troppo complicata qui Scrimenti, non riesce, allora poi il pallone è giocato dietro proprio per Cottone che andrà a lungo al rinvio. Ancora una volta Cottone prova a cercare uno dei suoi compagni in avanti, proprio Patrizio che riesce qui ottimamente a conquistarsi questo pallone, poi pallone un po' debole per Perez che non arriva, e allora prova ancora una volta la corsa, ancora proprio Ferrara a cercare di contrastare ma non riesce. Oh, aiutato, sta facendo un torello! Oh! Allora riferimento offensivo sempre Ferrara che in questo momento ha un pressing molto alto qui a Aloisio, per un attimo intercetta ma allora il toro di uno dei piedi dei ragazzi in maglia blu e rossa. La chiusura difensiva sempre di Tantillo con il numero 2 maglia verde omonimo anche lui, e qui costretto Cottone al rinvio lungo, visto arrivarsi l'avversario troppo vicino, non si è fidato della giocata vicina. E allora si ripartirà ancora una volta la rimessa laterale battuta velocemente dai ragazzi in maglia verde, ancora a cercare il pallone Perez ma sulla fascia, occhio perché adesso prova ancora col numero 14 proprio Pirrone a giocare sulla fascia, poi ha giocato dietro ancora per Patrizio ma non riesce, qui sul recupero di Scrimenti. Allora col tacco prova a ammorbidire Catanzaro che adesso è un po' stanco, allora Aloisio ancora lui, il pallone per Perez, Aloisio duettano i due,
Pallone giocato in avanti ancora una volta. Perez prova, ma Viviano sulla fascia allora prende questo pallone e cerca e lancia in avanti. C'è sempre Catanzaro che era un po' più stanco. State pensando ognuno a voi stessi? E state abbassando il livello della prestazione? Allora sarà Stassi con le mani a rimettere in gioco. Pallone ancora una volta per Perez che prova adesso con la giocata. Non riesce qui però. Mezza a 3. Allora sempre sulla fascia. Stassi il pallone dentro a cercare sempre Perez, uno dei più cercati dei suoi, ma qui Leonardo decide che non si passa, guadagna addirittura la rimessa laterale. Grandissima prestazione anche di Leonardo oggi, difesa della Fincantieri veramente attenta. Se non fosse per la super prestazione di Gaziano, sicuramente anche i Dantillo su quella fascia che hanno reso possibile anche questo risultato. Sicuramente Leonardo sarebbe da considerare tra i migliori in campo per la sua intensità difensiva. Difficile trovare un difetto quest'oggi in questa squadra. Qui Scriventi addirittura si diletta con delle finte di colpo e fa bene la giocata proprio per Leonardo che cerca Viviano, ma il pallone viene toccato in un secondo tempo. Allora ancora proprio Ferrara, poi a inseguire no, è giocato largo. Allora Spina adesso va col suo lancio lungo a cercare proprio il suo attaccante. Ancora una volta giocato da Dantillo che prova 2 volte il controllo, non riesce. Allora Perez in avanti ma scivola poi col numero 13 proprio la rosa, e qui prova a sgusciare via, guadagna calcio di punizione, arriva anche il primo giallo in favore proprio di Antonio Scafidi. Mister non molto soddisfatto di questo calcio di punizione, di questo giallo regalato. E ora si ripartirà proprio col calcio di punizione, la punizione che pesa nel conteggio totale perché si avvicinano match anche importanti. Importante non arrivare con diffide tali da condizionare le prossime partite, quando il risultato soprattutto è, possiamo dire, anche in cassaforte di 3-0. È difficile accettare anche decisioni del genere. Sicuramente adesso non deve calare la concentrazione nei ragazzi della Fincantieri, non devono considerare di aver già vinto la partita. Ricordiamo in calcio fin qui sta giocando veramente un'ottima gara e qui ci prova al volo, è stato proprio Patrizio col numero 10, una conclusione volante. E qui adesso Viviano prova a mettersi sulle spalle della squadra, il pallone in avanti ancora, giocato poi dietro sempre la Fincantieri. Adesso il pressing alto, qui guadagna rimessa laterale, sarà proprio Leonardi. E allora cambi nella fila della Fincantieri, 2 cambi. C'è proprio col numero 10 Catanzaro che è arrivato forse anche come energie stremato, ha corso tanto, ha lavorato tantissimo per i suoi compagni. Al suo posto entra Delfone. Vedremo la posizione che andrà ad occupare. Vai indietro, vai indietro, vai. E allora Leonardo qui chiamato dall'arbitro. Chi è che stai alle spalle? Vai alle spalle. Attento. Pallone giocato in avanti a cercare lo Scriventi, poi il pallone al centro, giocato molto bene qui da Scafidi che prova la palla dentro. Cottone
quasi da libero. Si va a trovare il posto giusto al momento giusto. Sicuramente se il risultato è anche di 3-0 in merito suo, queste grandi parate nel primo tempo su Cilio Scurato. 81esimo minuto di gioco, sempre 3-0. Ci avviciniamo alla chiusura di questo match. 3 come i punti che sono quelli che la Fincantieri in questo momento sta cercando di portare a casa. Altrimenti qui controlla un pallone abbastanza difficile, molto teso. Allora il pallone poi dentro e cercare proprio Dalfone. Non trovato qui con precisione. Adesso prova Dalfone, più fresco di tutti ancora. Pallone giocato lì, Mistretta che ancora una volta ministra molto bene al centro. Qui Perez prova a sgusciare in mezzo a 3 ma non riesce. Allora ancora Patrizio, poi diventa buono per Viviano. Viviano gira su se stesso molto bene. Recupera ancora una volta la Fincantieri e può ripartire col pallone in avanti proprio per Dalfone, che però è ottimamente anticipato da Spina. E allora ancora Stassi, il pallone al centro, non riesce a agganciare proprio Patrizio, ma c'è ottimo Aloisio in fase di intercettazione. Prova qui adesso Spina a dare il suo contributo. Andiamo lanci in avanti, cercare proprio una delle punte. Qui provato di testa ancora una volta, non è giocato dentro proprio per Perez, ma Leonardo avete rimessa laterale. Allora sarà Stassi a battere questa rimessa laterale quando siamo entrati all'83esimo minuto di gioco. Vedremo se l'arbitro poi concederà anche eventuale extra time. Il pallone poi giocato in avanti, ma buona guardia proprio Di Maggio. Ottima anche la sua prestazione oggi, si è fatto trovare pronto quando doveva. Allora va al rilancio lungo ancora una volta a cercare Dalfone, che prova uno stop addirittura forse con il petto. Qui non riesce bene a controllare e allora il pallone che scavalca anche Scafidi, che adesso sembra anche lui in debito d'ossigeno. Allora Mistretta costretto agli straordinari, esce molto bene. Allora ancora una volta Scafidi, il pallone giocato lì sempre per la coppia Tantillo-Graziano. Qui Tantillo non è riuscito e allora sarà proprio Graziano a mettere rimessa laterale. C'è un cambio intanto nelle file anche di Team Calcio, esce proprio Stassi, autore di una partita da 6,5 pieno, poche sbavature le sue. Prova allora Cordaro a dare ancora più manforte a quello che è la fase offensiva, di cui manca solo il gol per questa squadra che sul piano di gioco ci ha fatto veramente divertire anche oggi. Allora Cottone va al rinvio, il pallone per Aloisio, ma Scriventi di testa vince. C'è anche un big match fisico qui. Pallone rimessa laterale, rimane a terra però il suo compagno, quindi l'arbitro interrompe il gioco giustamente. Siamo al minuto 85. Si rialza così Aloisio. La rimessa laterale battuta subito. Cercare sempre Perez, che qui non riesce, ma c'è fallo secondo l'arbitro proprio di Scafidi, che deve stare attento perché è già stato ammonito. Deve cadere nel tranello della seconda ammonizione quando sul risultato di 3-0 ormai la partita sembra essere in cassaforte.
Allora, pallone lì giocato lungo, ma non trova nessun compagno. Allora, ennesimo cambio nelle file della Fincantieri. Esce col numero 11 proprio Carmelo Scurato. Entra allora Emanuele Marsala. Vedremo se riuscirà a dare il suo contributo alla squadra. Vedere il posto anche lui di un grandissimo Carmelo Scurato, che anche oggi, nonostante i gol che potevano sicuramente essere 2, è riuscito a sbloccarsi e a portare in vantaggio la sua squadra. Qui intanto il rinvio da parte di Di Maggio un pochino da rivedere, e allora mette poi una pezza il solito Cazziano. Ancora Cazziano di testa, poi è giocato proprio in avanti a cercare il neoentrato Bruno Marsala, che adesso prova insieme ad Alfone un pressing molto alto. Qui guadagnano infatti la rimessa laterale, allora andrà a battere proprio col numero 3 Vittorio Tantillo, classe 2006. Ennesimo cambio, sì, c'è un altro cambio, entra proprio con il numero 15 Enrico Giovanni ed esce un immenso, forse il migliore in campo per quanto visto, col numero 3 Tantillo Vittorio. Oggi sicuramente prestazione super la sua, giocatore determinante su quella fascia, ha fatto sicuramente sentire tutta la sua potenza. Qui ora uno scambio di opinioni tra l'arbitro e il mister. Prova quando stiamo per entrare proprio nell'ultimo minuto e mezzo. Qui una gamba forse troppo alta, qui Viviano che chiama la protezione dei suoi. Ancora prova adesso Team Calcio a fare gioco. Un'ottima chiusura ancora una volta di Cazziano, che non può andare a riposarsi perché sono terminate anche le sostituzioni. Allora ancora Cazziano che prova qui a proteggere, attaccato in mezzo a 2. Cazziano, vediamo se prova la giocata, qui si trascina la rimessa laterale del pallone. E allora è proprio Mistretta a lanciare lungo, a cercare una delle sue punte. Prova adesso con i neoentrati la Fincantieri a fare il gioco, ma c'è un'ottima chiusura. Allora Aloisio, ancora lui il pallone giocato lì centrale, sempre per Patrizio che ricomincia da un ottimo spina. Ancora Aloisio, prova lui. Chiama il pressing alto, ancora il mister della Fincantieri quando siamo al 90° minuto. I giocatori sono anche un po' provati, ma sicuramente l'atteggiamento è quello giusto. Qui ottima la fase di interdizione, ancora una volta Viviano recupera questo pallone, poi c'è un tocco con la mano proprio di Aloisio. Quando siamo entrati esattamente al 90° minuto. Vedremo adesso quanto recupero darà sicuramente dei 2 gol. Le varie sostituzioni saranno almeno 2 minuti e qualcosa di recupero.
si prosegue. Allora ancora una volta il pallone diventa buono in mezzo, non è riuscita a chiudere proprio Marsala. Poteva essere il gol del 4-0. E allora il lancio in avanti ancora una volta a cercare una delle punte. E allora ancora Ferrara, qui Graziano che fa capire ancora una volta questa super forma quest'oggi. Primo minuto di extra time andato, vediamo per quanto si continuerà a giocare ancora. L'arbitro non ha contato, non ha ancora detto in generale quanti minuti di recupero ci saranno da recuperare. Immagino che conti anche il tempo perso per l'infortunio, leggero infortunio avvenuto durante metà del secondo tempo, giocatore del team calcio. Qui Scriventi prova col fisico a battersi ancora una volta, ottima la sua giocata. Allora il pallone diventa buono ancora per Marsala, ma Spina, sempre lui. Occhio qui adesso a Cottone che deve allungarsi questo pallone. Pallone ancora una volta giocato per noi, è entrato il numero 14, ma Viviano trattenuto anche per la maglia. Il pallone diventa buono, occhio perché adesso sono due. Il pallone dentro, non riesce ancora una volta a chiudere sul 4-0. E Marsala non se l'è sentita di arrivare sul pallone, forse pensava anche di essere leggermente oltre in fuorigioco. Qui attenzione perché poi ci prova da centrocampo, ci ha provato Scriventi quando stiamo per entrare 92-30. Abbiamo proprio 30 secondi prima della fine di questa partita che per quanto visto non cancella anche l'ottimo cammino di Team Calcio, che fin qui ha fatto veramente un'ottima partita. Normale che sul risultato così, quando si è al 90esimo, viene anche un po' meno la voglia di giocare, ma finisce così, finisce 3-0, allungano ancora una volta. Si prospetta un finale di campionato veramente intenso, quello della Fincantieri, che allunga sulle sue inseguitrici. Sicuramente Team Calcio proverà nelle prossime giornate a recuperare anche questi 3 punti. Vedremo come andrà a finire, e noi con questo risultato di 3-0 ti salutiamo dal campo della Fincantieri. E vi ricordiamo che per qualsiasi altro appuntamento potete trovarci sempre anche sul nostro canale YouTube Sport Sicily. E allora un abbraccio da Filippo Costa e grazie per aver seguito anche questa partita 3-0. Ricordiamo il risultato sempre per la Fincantieri.